Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo ancora qui su Veneto Globe. Oggi abbiamo una puntata interessante perché abbiamo due ospiti particolari. Se vedete ho una maglietta, la maglietta con sgarbi, con scritto free. Free vuol dire libertà, libero. Perché? Perché al giorno d'oggi manca la libertà di parola, manca la libertà di stampa, sembra manchi un po' la libertà. Da 1 anno e mezzo ormai la gente si sente un po' chiusa e io in questa trasmissione invece voglio dare libertà alle persone di dire quello che pensano, di parlare, di interagire, perché almeno questa non ce la devono togliere. 2 minutini e ci colleghiamo con i nostri ospiti, però adesso vi mando un po' di pubblicità. Fermi qui, non andate via. Eccoci qua tornati, adesso io mi collego con i miei ospiti, sono 2 cantanti, molti dei nostri amici già li conoscono perché seguivano le orchestre di ballo liscio, che purtroppo, ahimè, adesso sono in difficoltà. Questo è un settore che è stato nuovamente penalizzato con il nuovo decreto che andrà in vigore, perciò io ho pensato di fare anche questa puntata proprio per loro, per dar voce sempre a questo settore che ultimamente non ha il merito che dovrebbe avere. Beh, parliamo con loro. Ecco qui con noi sono Lia Zorzetto e Daniele Tarantino. Ciao ragazzi! Ciao Valentina! Ciao a tutti, buongiorno! Che bella maglietta che hai! Grazie, quella di Sgarbi. Perché Sgarbi viene portato via dal Parlamento quando parla troppo. È vero, è vero. Intanto, guarda, ci teniamo a ringraziarti perché grazie a te possiamo anche parlare e spiegare quello che ci sta accadendo. Ecco, ogni veicolo di comunicazione è sempre ovviamente ben accetto e grazie a voi per darci questa possibilità. Per me è un piacere avervi qua, poi te Lia ti conosco da quando ero piccola. Abbiamo fatto la scuola assieme, ti ricordi? Sì, io ti seguivo. Sì, siamo cresciute insieme. Sì. Io vedere lei che ha realizzato il suo sogno perché è partita cantando nel coro della chiesa. Esatto. Da lì dove sei arrivata e poi ovviamente è ancora più bello perché fai quello che ti piace con il tuo marito, ancora meglio, no? Bravissima. Portate avanti le canzoni, con il feeling che avete, le persone che vi amano e vi seguono. Proprio quel ritmo, quell'energia, quella passione, bravi, mi piacete proprio tanto e sono contenta di avervi qua. Grazie mille Vale, il piacere è nostro. Mi auguro che qualcosa riesca a muoversi di più e purtroppo ancora adesso avete visto che sembra che non ci sia mai una fine per questo settore, sembra che ancora una volta non vogliano mollare, neanche seguendo protocolli, mettendosi in carrezzata, in sicurezza. Forse con tutto quello che ci sta protestando adesso, magari anche i piani alti, qualcosa si ammorbidisca e almeno riusciate a tornare a fare quello che facevate prima o comunque quello che era la vostra passione, oltre che il vostro lavoro, perché per voi è il nostro lavoro, la nostra vita. Era la vostra vita? Allora, sì. Guarda, tu hai detto una cosa giustissima. Quello che è più sconfortante ad oggi, probabilmente, è quello di non vedere una luce fuori dal tunnel, di non poter fare dei progetti, di non avere, come dicevi te, un protocollo che noi abbiamo già
preparato, già mandato diverse volte. Diverse volte abbiamo manifestato anche a Piacenza, una manifestazione ovviamente in sicurezza e in legalità, perché abbiamo solamente fatto sentire la nostra voce, ci siamo fatti vedere, anche perché sembra che da un paio d'anni a questa parte siamo invisibili proprio, e intorno a noi non solo noi, cioè tutto quello che ne concerne, quindi tutti i lavoratori dello spettacolo, ma i locali, i tecnici, tecnici audio, tecnici luce, la discografia, gli impresari, le feste, ci stanno bloccando tutto quanto e non ci danno la possibilità di avere un progetto, ecco, di capire cosa si farà in futuro. Adesso settembre-ottobre dovremmo ritornare dentro i locali, e i locali ad oggi sono chiusi. Nonostante ci siano dei protocolli di sicurezza che possono consentire le serate anche solamente d'ascolto per i primi periodi, e comunque sarebbe già un primo passo per poter ripartire in qualche modo. Ad oggi non abbiamo il nero davanti agli occhi e purtroppo non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel di questo problema, e probabilmente siamo gli unici, l'unica categoria che non è stata proprio presa in considerazione, e questo ci dà un senso di emozioni diverse, quali la rabbia, lo sconforto. Si pensa a cosa fare al piano B anche, perché noi è la nostra vita, è il nostro lavoro, ci abbiamo investito tempo e denaro per questa attività, e vedere tutto fermo così per noi è veramente una tristezza che ci avvolge incredibile. Voi siete riusciti a fare qualche serata, all'esterno, perché giustamente quello che potete nel limite, penso, come altri vostri colleghi? Esatto, quello che stiamo facendo ora è andare ovviamente in formazioni ridotte, perché le capienze dei posti sono ovviamente ridotti, e quello che facciamo adesso è andare io e lei, ci appoggiamo a dei gruppi residenti, quindi a delle band già che ci sono in varie regioni, e facciamo la nostra ospitata di 1 ora e mezza, 2 ore, 1 ora, quella che è, portiamo in giro comunque la nostra musica, le nostre canzoni. È un palliativo però, purtroppo non è quello che vorremmo ad oggi, però è quello che l'unica cosa che possiamo fare forse. Sì, beh, siete comunque limitati a quello, che poi finché si riesce a farlo all'esterno riuscite e andate avanti. Il problema poi sarà dopo cosa prevederanno, Esatto. perché è quello il fatto. Voi comunque in quest'anno e mezzo così avete fatto anche altro, oltre quando eravate fermi, quindi come molti vostri colleghi hanno preso altre strade, altri lavori momentaneamente perché dovevano tirare avanti? Guarda, io ti dico, fortunatamente ho avuto la possibilità di diplomarmi all'epoca, e sono diplomato odontotecnico, pensa, 2 strade completamente Madonna. diverse. E adesso sto dando una mano comunque a un mio amico, e sto riprendendo un po' anche la mano nel lavorare, la manualità dell'odontotecnico, perché comunque bisogna tenersi le porte aperte e avere il piano B, il piano Bravo, di riserva. bravo. E Lia invece? Lia invece anche lei ha riscoperto lavori già passati, già fatti in gioventù, quindi anch'io sono andata a lavorare in un ristorante, che anche lì comunque categoria che è stata abbastanza colpita, Sì. anche quella, per cui è stato un piano B un po' così, però comunque vuol dire tirarsi sulle maniche, vuol dire andare avanti, vuol dire mandare avanti comunque una famiglia, perché Sì, non è che se si ferma tutto la famiglia non mangia più, no, quindi no. bisogna far così. Bisogna, sì, bravissimi, non vi siete fermati, no, perché cosa fate? Vi siete adattati come hanno fatto molti e bravi, bravi veramente, perché bisogna in questo caso qua non arrendersi, non deprimersi, perché comunque questo periodo qua ha messo alla prova duramente anche psicologicamente le persone, perché c'è stato il disastro. Ci sono state proprio anche ristoratori, perché comunque anche il settore della ristorazione è stato veramente, come si può dire, ammazzato. E anche lì purtroppo c'è stato chi ha resistito, chi l'ha vissuta malissimo, chi
regge, chi ha continuato a fare lo stesso anche con l'asporto e il servizio è riuscito a darlo lo stesso, ma molti hanno chiuso, non ce l'hanno fatta. Ma purtroppo succederà così anche nel nostro settore, perché come dicevo prima, il problema principale è non avere un obiettivo e non avere un futuro, non poter pensare a un futuro. Ecco, questa è la cosa più sconfortante, perché se ci dessero la possibilità di dire guardate che comunque avendo delle date in mano noi potremmo parlare di ripartenza con determinate persone in questo periodo qua, noi già potremmo avere un obiettivo, potremmo fare delle previsioni, quindi comunque far lavorare la testa, che è una cosa che mi è mancato davvero tanto nel periodo di zona rossa. Mi svegliavo al mattino alle 8 senza avere un obiettivo, senza dire Uno che scopo, facciamo oggi, esatto. che si fa? Anche perché se consideri comunque appunto il nostro settore fermo praticamente, non considerato, e nonostante questo comunque i contagi aumentano, comunque il virus circola lo stesso, quindi perché tutto può riaprire e il nostro settore no? Io penso, Valentina, che è una cosa con cui purtroppo dovremmo convivere, dovremmo imparare un attimino a convivere questa. Ecco, e quindi bisogna essere lungimiranti, quindi riuscire a pensare avanti. In questo caso la soluzione non è assolutamente chiudere, non è assolutamente fermarci, perché è come se fossimo considerati gli untori, proprio il male peggiore di veicolo, di trasmissione di questa anche malattia. perché il virus non si è fermato, come dicevi, il virus non si è fermato, se si fosse fermato e tutto quello che è fosse finito, allora posso dire le discoteche, comunque il posto dove c'è più assembramento, è successo così, ma l'influenza comunque l'abbiamo sempre presa, ogni anno ci sono sempre dei virus, che noi ci conviviamo, perché i più deboli hanno il vaccino, gli altri, bene o male, si fanno un po' di influenza, ok, questo è stato un virus nuovo. Quindi giustamente hanno dovuto tutti un po' capire cosa stesse succedendo per mettere in sicurezza le persone più deboli. Però arrivare a mettere in sicurezza e arrivare a mettere a disagio e comunque bloccare un settore, perché abbiamo bloccato comunque tutta un'Italia, ma anche il mondo, cioè arrivare a bloccare, sbloccare, e la situazione è sempre così, che si ripete, che senso ha comunque tenere questo settore chiuso quando poi conviverci e comunque con il protocollo giusto, con le sicurezza, mandare avanti anche quello, perché comunque ci devi convivere, i ristoranti non possono chiudere, cioè la gente deve muoversi, l'economia, voi, dietro a voi ci sono le persone comunque che lavorano, stipendi, anche gli imprenditori stessi, perché ho avuto anche come ospite anche Giannino Venerandi dell'Odissea, anche lui, cioè, comunque le spese tutto da pagare per il suo locale. Sembra di no, ma quelle ci sono sempre le spese fisse. No, altro che... Comunque i dipendenti che c'erano dentro, cioè tutte le persone a casa, quando poi si chiuderà d'estate, di giorno, alla sera adesso, però d'inverno non puoi più farle queste cose qui. La gente, la sera, come fai adesso? Come fai d'inverno? Quello sono pensieri comunque, e dovrebbe il governo capire che a tutti gli effetti è un lavoro, tutti gli effetti dovrebbe andare avanti pari passo, perché comunque le persone se lo vivono e sanno comunque comportarsi, perché anche voi stessi lo fate in maniera giusta, perché comunque lo state facendo già adesso, ok, all'aperto, però non c'è niente di diverso, perché comunque vincono gli europei e la gente fa festa, vincono questo, vanno al ristorante, comunque in tanti posti c'è comunque dell'assembramento, vanno giù in piazza adesso. Quindi direi porta al contrario? In tutti i posti c'è assembramento, tranne noi che potremmo farlo con le leggi giuste. Perché se tu sei un ballerino comunque che insegni corso, che insegni, tu puoi anche ballare perché fai parte del corso come attività motoria, puoi ballare, vista da quel lato. Ok, però tu stai ballando lo stesso, indipendentemente, è sempre lo stesso, sono due persone, comunque c'è la coppia, o comunque può esserci un ballo di gruppo che stai più distanziato, però è un modo per... Comunque fa bene il ballo è un'attività motoria, ancora ben venga con la musica anche dal vivo, con la bella musica, perché togliere una cosa bella che fa bene, fa stare bene agli altri, che fa bene anche alla mente, questo che non fate niente di male.
Questo non si può Ma più. il problema anche grande che c'è, che stanno tollerando comunque persone che ballano comunque, stiamo parlando di spiaggia, stiamo parlando, vabbè, Spiaggia. usciamo, vediamo quello che succede, gli assembramenti che ci sono, in totale insicurezza, perché in quel senso lì non ci sono regole, quindi numeri di persone Certo. per un tot di metri quadrati, diciamo. E noi che possiamo farlo, i locali da ballo che possono distanziare le persone, che possono fare ballare in totale sicurezza, sono stati chiusi. Questa a me sembra una follia, mi sembra veramente una Infatti. follia. Guarda, io spero che questo appello arrivi, anche il vostro. La scorsa settimana abbiamo avuto il principe Maurice e mi auguro che qualcosa si muova ancora. Comunque è sempre bene dar voce. Ma il tempo quasi stringe, ma prima di lasciarvi potrei chiedervi una cortesia. Non è che mi fate sentire Dipende. qualcosa, da tanto che non vi sento dal vivo. Un brano. Così proprio. Proprio al Cosa volo. possiamo cantare? Arriverà? Quello che volete. Insieme, in coppia? Dai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà. Bravi, e arriverà. Arriverà, ecco, Arriverà. guarda, mi è venuto Il proprio momento. il Arriverà, momento. ragazzi. Ragazzi, io vi saluto. Speriamo. Grazie per essere stati in collegamento con noi. In bocca al lupo. Valentina, grazie a tutti voi, siete stati davvero carini e gentili Mai a mollare. darci questo spazio. Mai Mai. mollare. E Sempre viva la avanti. libertà. La voglio anch'io la maglietta. A presto, ragazzi. Grazie a tutti, Un grazie. abbraccio! Ciao. Eccoci qua, siamo tornati. Abbiamo visto Lia e Daniele, simpaticissimi marito e moglie di un'orchestra che ormai conoscono tutti i ballerini delle sale da liscio. Io conosco Lia da piccolina e niente, speriamo che anche loro abbiano quello che meritano, che si riesca con questo appello a muovere qualcosa per questo settore che è ancora fermo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi, qui su Veneto Globe. Grazie ancora.